Ci sono anche dei sindaci che nel giorno in cui la Regione approva la nuova riforma sanitaria hanno convocato il Consiglio Comunale d'urgenza sotto i portici del Palazzo del Consiglio regionale, qua in via Roma. Paola Massidda, primo cittadino di Carbonia, quali sono i danni che, a detta vostra, porta questa riforma nel vostro territorio e nella vostra città? I danni sono già evidenti perché la riforma, prima di essere approvata in Consiglio regionale, come dovrà avvenire oggi, è stata anticipata da atti amministrativi dei vari commissari. Ad esempio è stato già trasferito dal SIRAI al CTO di Iglesias, quindi a circa 20 km di distanza, il reparto di ostetricia e ginecologia, il nido pediatrico, la pediatria, la chirurgia pediatrica. Abbiamo un'emodinamica che funzionava H24 tutti i giorni della settimana, che ora funziona dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16, quindi è consigliabile farsi venire un infarto entro le 16 del venerdì, perché poi si rischia di morire nei tragitti necessari per raggiungere i punti di soccorso necessari. È una riforma che non si capisce perché invece mantiene ad esempio 2 chirurgie, una a Carbonia e una a Iglesias, e 2 ortopedie con relativi primariati. Insomma, è una riforma che dovrebbe essere applicazione del DM 70 del 2015, che detta gli standard strutturali, qualitativi, quantitativi e tecnologici per tenere aperti i reparti ospedalieri, ma questi numeri, in base ai quali sono state fatte le scelte nel nostro territorio, non è dato sapere quali siano.